tutto diverso nella mia vita. Io non ho fatto il battesimo perché quel giorno era il giorno della mia conversione. No, ho fatto il battesimo perché sentivo che ero convertito, che la mia vita è stata capovolta dal Signore. Lui ha preso la mia vita che era così e ha fatto così, perché avevo consegnato la mia vita a Lui. E oggi ho chiesto allo Spirito Santo una parola per condividere a voi. Sono molto felice di vedervi persone per la prima volta. Il figlio della Giulia, il più grande, il più piccolo. Mamma mia, guarda, è il timbro, eh? Mamma mia. E sono felice di vedere tutta la famiglia Sanchez, amen, presenti, e felice con ciò che il Signore sta facendo. Vedete che i vostri posti era qui che vi aspettava. Questo è il tuo posto. Come si chiama il fratello? Edoardo. Vedi il tuo posto. Ti sei comodo in questa sedia? Questo è il tuo posto. Amen. Tutta la famiglia qua, la figlia di Nati, sono molto contento che sei qui. E io so che se ti do l'opportunità oggi di dire, di testimoniare quello che ha fatto il Signore nella vita della tua mamma, tu avrai molto da dire, perché Gesù veramente trasforma ciò che nessun uomo può fare, Lui lo fa. Basta credere. È semplice, no? Credere, però è la porta. Entriamo per questa porta della fede e rimaniamo, e Lui ci porta. Non siamo noi, è Lui che ci porta, anzi ci trasporta, come dice la parola. Ci ha trasportato dalle tenebre e ci ha messo nella sua meravigliosa luce. Chi è felice con Gesù dice amen. Allora preghiamo e ringraziamo il Signore per questa giornata benedetta nella sua presenza e per la vittoria della nostra sorella. Padre, nel nome di Gesù siamo qui e vogliamo ringraziarti di questa opportunità felice di essere qui con i nostri fratelli, quelli che sono già presenti, quelli che arriveranno ancora. Grazie di tutti che sono qui, Signore. Ti chiedo di continuare con le tue mani stese su di noi. Eccoci qua, Signore, nella tua presenza. Siamo qui per adorare e rendere onore al tuo nome, Signore. Tu che hai potenza nei cieli, sulla terra e anche sotto la terra. Tutti gli spiriti ti ubbidiscono, Signore, e tutte le cose devono, Signore, arrendersi a te, perché sono creature, sono creati, sono fallibili, sono polveri, e tu sei il Signore. Nessuno ti ha fatto, nessuno ti ha creato, nessuno, Signore, ti ha detto esista, anzi tu hai detto a tutti da esistere. E siamo qui, Signore, perché tu ci hai dato ordini di vita, tu ci hai riempito di vita. È vero che lo stipendio del peccato è la morte, ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Continua con noi stasera, Signore. Prendi il primo posto in questo incontro, in questa riunione. Signore, vogliamo celebrare la vittoria che tu hai conquistato per noi sulla croce del Calvario. Verso, Signore, quell'ora sesta dove tu c'eri lì su quella croce e hai gridato, Signore, dicendo: è tutto compiuto, è tutto consumato. Signore, grazie perché tu hai vinto ciò che noi non siamo capaci di vincere, Signore. Tu hai vinto tutte le cose e noi in te siamo più che vincitori. Ti prego, continua con noi, benedice i cantici, le preghiere, Signore, la testimonianza della sorella che porterà qui oggi, Signore, la sua testimonianza dicendo ciò che tu hai fatto nella sua vita. Ti ringrazio, Signore, di tutto. Grazie di quelli che ci sono, grazie di quelli che arriveranno ancora. Continua con noi nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo al Signore con gioia, fratelli.
453. Alleluia. Che beato quel giorno per me. Alleluia. Gloria al Signore. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi diè e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signore, ora son salvo per fé. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amore. La morte passerà e salvezza ti darà, quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi diede il Signore, or vivo solo per fé. Non son più schiavo del mal, dell'errore, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdon, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amore. La morte passerà, quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fé, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qual gioia allor proverò. Ricchezza eterna e gloria superna nel dì che Gesù mirerò. Solo Gesù. L'assemblea loda.